che sono punizioni per una colpa divina. Nel terzo esempio, che è quello di Tucidide, che adesso vi farò, le cose cambiano completamente. Tucidide, voi lo sapete, è uno storico, il primo storico, e descrive una peste vera, la peste che scoppia ad Atene fra il 430 e il 429, nella quale tra l'altro lui si ammala e guarisce, lo racconta, e è la peste nella quale purtroppo muore anche Pericle. Allora, Tucidide fa un resoconto da storico di questa peste e dice delle cose interessantissime. Comincia col dire che non si sa da dove è venuta questa peste, non lo sappiamo assolutamente, ma si dice che venga dall'Oriente, dall'Asia, attraverso l'Egitto, quindi viene dal di fuori, non è una cosa nostra indigena, è una cosa che viene dal di fuori. Ed è una peste che una peste, non è una peste, perché poi spiega che non è, ma le viene chiamata pestilenza. Questo male è un male che si diffonde il contagio è più rapido di quanto si sia mai visto, nessuno ha mai visto niente di questo genere. Poi l'altra cosa è che è diversa da qualunque altra malattia, diversa, non ce n'è nessuna, ce ne sono tante di terribili, ma nessuna è come questa. E l'altra cosa, forse la peggiore, è che non ci sono medicine per questa malattia. E i morti sono talmente tanti, dice un'altra cosa, perché ci sono dei continui riferimenti, secondo me, che possiamo fare noi oggi naturalmente, e dice: i morti erano talmente tanti che per la prima volta non si rispettano neppure le sacre regole che vogliono che i morti vengano onorati, cioè non si fanno neanche più i funerali. E dice chiaramente, racconta che il contagio aumentava per ragioni sanitarie. Lui non usa la parola sanitaria, ma il concetto è questo, perché i morti erano troppi, perché il contagio era difficile evitare il contagio, al punto, altro riferimento interessantissimo, al punto che chi curava i malati moriva anche lui, ecco. E quindi le ragioni erano il fatto che troppe persone erano andate ad Atene dove era scoppiata la peste, quindi eccesso di popolazione e condizioni sanitarie. Vedete che la colpa non c'entra assolutamente più. E poi dice una cosa interessantissima, dice di questa cosa tutti possono dire quello che vogliono, ci sono i medici, ci sono i non medici, io non dico niente perché io non sono né l'uno né l'altro, io sono un osservatore, ecco. E allora quello che io farò è descrivere i sintomi, e descrive tutti i sintomi di questa malattia. Tutti i sintomi di questa malattia, alcuni dei quali sono veramente impressionanti, perché cominciano con la tosse, con lo starnuto, e poi scendono, invece arrivano al petto e scendono lungo il corpo. Va bene, ma questi ve li risparmio. Se vi interessa, e io vi consiglio, andatevelo a leggere in Tucidide 2:48 e seguenti, perché è veramente un pezzo che vale la pena leggere. E poi dice la cosa più importante di tutte: perché vi faccio la descrizione? Cioè, vi faccio questa descrizione perché se mai un giorno dovesse capitare una cosa di questo genere nel senso di una malattia nuova, mai conosciuta, di cui non si conoscono le cause, non c'è la medicina, forse i posteri potranno capire qualche cosa. Quindi direi che questa è una lezione di Tucidide assolutamente straordinaria. Eva Cantarella ci ha parlato dei diversi modi in cui gli antichi hanno raccontato la peste, le pandemie e della morte, lo sappiamo purtroppo bene in questi tempi, il vero scandalo della vita. A proposito